Ragazzi, buonasera a tutti. Ultima puntata di Sicilia Cabaret. Stasera chiudiamo col botto e anche però ragazzi, piano. Allora, noi siamo veramente un gruppo e ci vogliamo veramente bene. Ragazzi, ultima puntata, ci saranno sorprese a Iosa, che si trova dove? In provincia di Minusa. La prima sorpresa di oggi, venite, un siciliano che ha fatto la storia di Zelig. Guardatelo. Giancarlo Barbara, un amico, ma che dico un amico? Un'amica. Una conoscenza, una parenta. Giancarlo, sei ritornato nella tua terra, lui è Diavola. Lo sappiamo. Uccio Pantaciavi. A Ciazza. I Sciamamoni. Salutiamo tutti gli amici Diavola. Ni ci vedremo, Ok, stasera Giancarlo vi farà vedere. Cosa glielo faccio vedere? No. Ci sono anche cosa gli fai vedere? Anche i bambini glielo faccio vedere? No, non lo so. Stasera ragazzi, un pezzone del grande Giancarlo Barbaro, non perdetevelo perché ci saranno più o meno il ragazzo dei trailer. Il ragazzo una volta, adesso l'uomo dei trailer. Il vecchio dei trailer. Giancarlo Barbaro. Attenzione, ci spostiamo da questo lato. Parliamo di donne, vieni qua, parliamo di donne, guardatela, eccola qua, quando si parla di donne. Stasera col botto, chiudiamo col botto, cioè proprio. Avete capito dopo 10 puntate come si diventa così? Ma io non ci volevo venire. Così. Questa sera cosa farai? C'è un ritorno? C'è un ritorno. Chi c'è? Chi ritorna? Chi ritorna? Ritorna nostro. No, non lo possiamo dire. No, è un artista a piacere. Un artista a piacere, Allora, le Blue Sister stasera ci faranno vedere. Poco fa gli hanno fregato lo zaino, l'ha ritrovato e il costume ce l'ha. Potevamo andare a casa, va personalizzata. Così direttamente. Cosa ci farei vedere questa sera, Marica? No, il meglio di te. Guarda. Aspettiamo te per fare. L'hai visto? Loro hanno i capelli e vogliono fare i furbi. Aspettiamo a te per le prove. Dai. Ciao Murto Empedocle, ciao! Chi saluti? Stai salutando? Ciao Murto Empedocle, ciao! E allora, Federico, vieni con me, andiamo. Io non so più cosa dire, quali aggettivi devo utilizzare per descrivere quest'uomo, ma che dico quest'uomo? Quest'animale. Danilo, dai, dobbiamo iniziare. Stasera sono particolarmente timoroso perché se il regista inquadra questo tenetto qua. Io l'ho lasciato al suo posto perché guardate bene cosa c'è scritto, quindi mi raccomando, non toccate lo zaino. Claudione. Che buscare vuol dire dallo spagnolo, cosa vuol dire? Vai suonato. Perfetto. E allora ragazzi, venite qua perché c'è l'ultima. Voglio andare da qualcuno che ha perso le elezioni ma non ha perso la dignità. Chi sono? Attenzione. Chi sono? Indovinate chi si nasconde dietro questa maschera. Indovinate. Per un minuto perché è impegnato. Allora, Renato Zero, no. Il sindaco. Vuoi dire qualcosa? La voglio un minuto solo. Chi è? L'assessore. L'assessore Sguarrazzi, chiudiamo tutte cose, non ci sono problemi. Va bene, chiudiamo tutto, salutami. E allora, Assessore, buonasera. Insieme a te volevo lanciare l'inizio di questa scoppiettante Lancia la scaletta, Allora, ragazzi, tutti insieme vi diciamo restate sempre incollati perché siamo d'estate. Come? Restate perché siamo d'estate. No, questa andrà in onda in inverno. In onda perché è il mare, l'estate. Vabbè, Il ragazzi. mare d'estate è bello con l'ombra. Federico, vieni qua vicino perché loro hanno voglia di scherzare e invece io ho voglia dobbiamo dire una di cosa lanciare seria. questa ultima puntata, 10ª puntata di Sicilia Cabaret. Restate incollati al televisore. Lo sacchetto. Com'è bello fare l'amore da Trieste in giù. Com'è bello per Sicilia Cabaret sta per iniziare con questa banda di matti. Ciao a tutti, ciao. Grazie. Signore e signori, da questo preciso momento siete pregati di spegnere i vostri cellulari. Sta per iniziare un programma dalle risate esilaranti. Presenta Matranga e Minafo. Vi diamo il benvenuto a Sicilia Cabaret! Tutti sugli attenti, siamo ritornati. Più forti di prima, siete circondati dai big della comicità. Tormentori di risate tipo ridi così tanto che ti manca respiro. Questo nuovo super show è superlativo. Ci mancava così tanto come un breve estivo. E adesso che siamo tornati in su quel biscottino, gentilmente tutte sulle mani, da sinistra a destra, pure sui divani. Non importa dove sei, se stai con noi. Sentirai cantare e ridere, ritorna insieme a te, adesso che
ci arraffica, voglia di ridere, adesso che c'è Sicilia Cabaret. Benvenuti al Teatro Convento di Palermo per l'ultima puntata di Sicilia Cabaret Off di questa edizione lunghissima. Non siamo mai arrivati a giugno a registrare una cosa che sei vivo. No, sono rimasto così bucato. Si muore, si sta morendo in questo locale, la gente l'abbiamo pagata per venire. Sì, 17,50 € tra l'altro. Sì, tranne uno, solo lui ha pagato, per il resto tutto omaggio. Che era convinto di aver pagato me. Sì. Va bene. No, allora, dico, siamo arrivati alla 10ª puntata, ultima puntata di Sicilia Cabaret. Sì, ce l'abbiamo fatta. Il prossimo appuntamento sarà l'8 di agosto al Teatro di Verdura con i ragazzi di Made in Sud e Clementino. Uno spettacolone pazzesco. Incredibile. Ma ora pensiamo ad uscire via da qui. Usciamo via da qui perché, Tony, tu hai detto la penultima puntata che addirittura noi entravamo in costume perché ora ce ne andiamo in vacanza. No, non andiamo in vacanza, però ti do una buona notizia che sai, che la gente non sa, ma a settembre, dal 5 settembre, cominciano le riprese per il secondo film. Quindi ce l'abbiamo fatta. Sei sicuro, Tony? Sì. No, perché l'ultima volta che facevamo un film arrivò la pandemia. Arrivò la pandemia. No. Ma noi ogni volta che facciamo un film deve venire la pandemia. Ma io non è che mi scanto la pandemia. Io ho una paura ormai dei farmacisti. Ti ricordi che sono diventati tutti attezzoti? Sì, no, ma si sono un po' calmati adesso. Sì, ma se torna la pandemia, Tony, torna tutto quello che c'era prima. Ti ricordi quando tu avevi un pochettino di febbre a 37 e ti scantavi e ti andavi a fare il tampone rapido? Perché col cacchio che mi faceva il molecolare, che poi tutti ti scanciavano per lebbroso. Esatto. Quindi andavi in farmacia scantato, facendo finta di niente. Fammi il farmacista e gli faccio vedere quello che succedeva. Sì. Salve. Dove sta andando? Impazzito? Impazzito che? Dico impazzito. Chi è? Entra nei posti al chiuso senza la mascherina? No, ma sono venuto a comprare una mascherina. Per comprare la mascherina ci vuole la mascherina. Per comprare la mascherina ci vuole la mascherina. E come fa uno senza mascherina a comprare la mascherina? Non lo so come fa uno che per comprare la mascherina, ma entrare nel posto al chiuso ci vuole la mascherina. Questo dice la legge così. Allora io aspetto qui e le porto la mascherina. Io gliela posso portare la mascherina, ma per le regole della mia farmacia, se io vengo fino a lì, è servizio a domicilio. Il tuo pezzo decchio? È così, la mia, qui, le regole sono. Vabbè, quanto costa? 5 euro il servizio. Quanto? Sì. Vabbè, non ne posso fare a meno perché devo prendere una cosa. Vabbè, mi porti... Mi dia le 5 euro, grazie. Sì, tenga le 5 euro, grazie. E la mascherina? È lì nello scaffale, la può prendere. Mettiamoci sta mascherina. Sì, ma si sbrighi perché c'è un sacco di gente fuori, veloce, cortesemente. Ma dove vai, impazzito? Entra nei posti al chiuso senza igienizzarsi le mani? Ma non ho capito, si igienizzi le mani. Ma che fai? Gli dai schiaffo in testa al nonno? Ma che ci fa un nonno che va? Forse ma che fa? Mi la nonna? Che schifo! Ma io non ho parole, ragazzi. Mi scusi, signora, io... È impazzito, un maiale, mi scusi. È lì, non lo vedo dov'è. Calecchio, ho avuto possibile, dai. Ha visto a beccare qualcuno africano. Forza. Allora, entri, forza. Ok, allora, salve. Sì. Io sono venuto perché devo comprare... Cosa? Scanto questo ce li sa tutti, sì. Un tampone rapido. Come minchia ha fatto a capirlo? Perché prima quando arrivavano così era per i preservativi, ora per i tamponi rapidi. Vabbè, ma non è... Cosa? Non è per me, eh? Sicuro? No, giuro. E perché è? È un regalo. Che c'è un regalo? Per un prediciottesimo. Prego. Secondo me lei non sta bene, le devo fare un molecolare, guardi, le faccio volare la bocca, esca fuori la lingua, esca fuori i denti, esca fuori i soldi, sono 45 euro, grazie. Partito controllare. Negativo. Negativo? Sì! No, negativo, lei è positivo. Ma è impazzito! Ma viene nelle farmacie senza la mascherina! Ma si mette la mascherina, venga, mi dia 10 euro, grazie. Ma dove va? Le devo ritirare il Green Pass! Mi ridia il Green Pass! Il telefono! E mi dia il telefono, forza! Ma si igienizzi! Ma che fai? Gliela sta il nonno! Ma il tuo nonno che cazzito! Me ne vado! Il cellulare lo vuole!
tuo cellulare. 350 euro. Ma va, fanculo, va! Va bene. È per questi motivi che non faremo il film. Esatto, speriamo che non vada così. Comunque è stata una stagione bellissima. Sì, questa è stata una stagione bellissima, è arrivato il film, sono arrivate un sacco di novità, ma le novità sono state anche a Sicilia Cabaret. Abbiamo prodotto 3 brani, sì, perché abbiamo inserito la musica in questo off. Uno di questi brani lo sentiremo tra poco, ma prima guardatevi il video. Giro intorno senza pensare che quello che è stato mi ricordo la prima volta in cui ci siamo detti ciao ciao ciao, come stai stai stai, voglio uscire con me, ma io ti ho detto no. Ti cerco per le strade, ma so che non posso trovarti, tu sei un po' distante. È difficile guardare avanti, non mi bastano più le chiamate su WhatsApp, lo sai che c'è, oggi prendo un volo e ti vengo a trovare. Fermiamoci solo per un attimo a parlare, tutto il resto può aspettare. Giro intorno senza pensare che quello che è stato mi ricordo la prima volta in cui ci siamo detti ciao ciao ciao, come stai stai stai, puoi uscire con me, ma io ti ho detto no. Mi hai tolto ossigeno dall'aria dove il vento mi soffiava come in pianura padana quando nevica. Lei non mi ricambiava, aveva un punto di domanda in testa, mentre mi ignorava io le scrivevo una dedica. Sì, ma tutto è concesso, per questo punto all'eccesso lo ammetto, ogni mio difetto l'ho messo in stallo. Dove non lo trovi, dove non trovi le prove di un cuore così ammaliato che è meglio rubarne un altro. Questa è la terza che scrivo, pure la terza che perdo. La testa mia è un trampolino dei pensieri in cui poi mi immergo. Infatti mi dà fastidio che in mezzo ti trovo sempre, non sarà un per sempre, quindi Giro intorno senza pensare più a quello che è stato, mi ricordo la prima volta in cui ci siamo detti ciao ciao ciao, come stai stai stai, puoi uscire con me, ma io ti ho detto no. Giro intorno invece adesso non riesco più a fare a meno che potrei stare qui a guardarti per ore. Ciao ciao ciao, invece adesso noi stiamo così bene insieme, non posso più fare a meno di te. Grazie. Rieccoci, andremo velocissimi perché c'è un caldo da morire. Sì. Continuiamo questo percorso dell'ultima puntata con coloro che ormai sono Sicilia Cabaret. Esattamente, proprio per... nati, cresciuti qui. Non solo, ma anche come pezzo, perché proprio racconta della Sicilia dalle case, dai balconi. Il Facebook siciliano. Esatto, stiamo parlando dei 4 Giusti! Buongiorno! Buongiorno Pina! Cannavazzo! Cannavazzo! T'anima coccoccelai! Cucchito capulizia e scali, mimma che capisci, che ogni volta mi passo un cannavazzo e schifio passa male! Cannavazzo! Totina! Chi è? Resterà con mio marito. Chi ci fu? Li mangiamo l'ostriche, no? E tu lo sai come su queste cose afronisina che, no? Ne passò tutta la notte a divertirne. Beata tu, con mio marito ne mangiamo i cozzi e passiamo tutta la notte al gabinetto. A modernità! Ah, ma bella verità! Totina, ma rimane a cua, se riconosco per farmi i fatti la voce perché tu sai me fazzi i fatti mia. Campo 100 anni, però se mi domandano lo sapete. Ma come fu il matrimonio rasuritannina? Come fu? Non lo so. Ora ci spia a Mimma. Grazie. Mimma! Mimma! Sbaibolata! Chi c'è? Sbaibolata io che mi feci la messa a punto stamattina. Che buona! Comunque dice Pina, come finì il matrimonio rasuritannina? Ma che ne sa? Spia. Giotani, ma come fu il matrimonio suo? Come fu?
Alla grande! A tipo chi duri Fedez e a Ferragni. Ah, dici che ai Fedez ci fecero 4 fan. Dici che nasceva feto di bagni. Aia, quando succedono queste cose un matrimonio va su sopra. Ah, ma bella verità. Ma almeno si mangia buono. Non lo so, ma mangiare era buono. Boh, ma come si mangia? Come si mangia? Ma come su non sapere che famiglia siamo nati e spenniamo. Sente 130 euro a persona. Senza offesa, se mangiare lusso. Ah, dice che si mangiare un po' di fese e un po' di mus. Niente, dice che fecero sulla chiesa e ficciare un mus. Sulla chia, sapere che cose scritte, ah? Ma bella verità. Se picchi la cicera hanno la cura, se hanno la cura. Quindi fanno che cosa a muccione, come si dice anche in botta e si cantano e si suonano. Giusto, ma almeno c'era qualcuno che cantava, che suonava. Boh, ma c'è la musica. Che ci hai tu? Maria, ma come va cantirinze? Può essere mai che noi lo Cicero facciamo una fiesta e non c'è la musica, noi ti siamo tanto priusi. C'era un cantante, Mimma, bravissimo, figurati che a me la più bella della sala. La più bella, figuratevi come erano là. Un matrimonio di scemiuna aveva io. C'era la musica, sì o no? C'era un cantante bravissimo che mi ha dedicato i migliori anni. Fu bravo, le cose oneste. Ah, dici che il cantante era bravo, aveva anni che fa feste. Dici che il cantante era Gianni Celeste. Che tascitudine, sempre si fanno riconoscere sempre. E comunque c'era suo nipote, chi che c'è sempre, come si chiama? Giorgio. Non lo so, ora ti spiego a Mimma, ma c'era suo nipote Giorgio. Boh, t'anima attaccata il suo Giorgio. Mimma, tu non ci vedi però, anzi tu ci sei, ma tu ci vedi buono. Se non è che mi accattavo, è che praticamente chi c'è chi dovrebbe che fanno chi che tu ne wish, chi che ti dici i messaggi WhatsApp, che ti dici se ti scatti il cuore, tutti questi cose. Ma da perché stai con mia? Ah, dice che il suo Giorgio è di biciotteria. Ah, dice che stava in una sozia. Ma che io non ero matrimonio, ma che tu immagini? Cioè prima fanno un matrimonio schietto picchiano la cura, risparmiano mangiare per pigliare un cantante e poi che tu io non matrimonio sono zia. Cioè io sono senza cerevietto e noi ti facciamo abili. Ah, ma bella verità! Ok, va bene. Bene, allora il caldo, la cosa peggiore del caldo sono le zanzare. Ho chiamato un esperto per capire come sconfiggerle, perché è diventato un problema, per esempio a casa mia è incredibile. Lo faccio entrare un veterinario. No! Buonasera! Signor Matranga! Sì, col caldo escono un sacco di insetti, tipo le zanzare. Ah! Uno scarafaggio! Oh mio Dio! Monello! Ci somiglia, ma è più una lucertola. Che schifo scarafaggio! Che schifo! Ma poi fai... Monello! Ma che dite? Monello questo scarafaggio! Ma perché schifo guardalo in faccia! Sì, c'ha le ali qua dietro. Le ali qua dietro! Sono le antenne! Guarda Ma no, le ali, ma manco le antenne! Allora su coin! Sì, questo. Le ha scambiato. Sì. Sta facendo la recita! Ma che sta facendo la recita? Bravo a fare la recita! Guarda che se sei così bravo ti danno un premio! Lo scarafaggio! Minchia, l'avevo detto che non funzionava. Lei l'ha voluta lasciare per forza. A me fa ridere che lo prendo lo scarafaggio. Ma è un altro tipo di mostro. Comunque, io sono un comico. Ah, è un insetto comico, ho capito. È Beppe Grillo! Ma chi Beppe Grillo? Cric Monello. Io non sono Beppe Grillo. Allora sei un pidocchio? No. Io sono un comico che si è fatto da solo. Ah, un però carne asciutto. Mica se non avessi stato per lei, signor Matranga. Monello! Tutto un ponte ti picchiamo. Monello! Sei proprio... Lo devo dominare con Vedi che lo scarafaggio.
Ma perché lo spruzza al pubblico? Perché quello è il mio commercialista, si sta soccando sangue, ammazzo prima. O muoio io o morite, ma Ho capito. Monello! Ma che Monello? Allora smetto. Monello, Comunque... Pidocchio Monello! Io non sono un Pinocchio. Allora sei un ragno. No, io sono un uomo. Ah, l'uomo ragno! Lo sa perché? sono un uomo Lo sanno tutti che da sutta sta facendo i filini. Monello! Vabbè. Adesso il meno male che è gioco... l'ultima puntata, guarda. Adesso il gioco è capire cosa c'è. Il gioco è capire cosa c'è. Attenzione! Che è? Vi presentiamo i trailers. Prossimamente al cinema. La storia di un uomo e il suo viaggio verso il sud. Io ogni volta che vado in Sicilia mi fanno rubare i cannola, mi scasso, mi faccio una pazza tanta. Poi vado in Puglia e mi fanno mangiare le orecchiette a cimiterepe. E in Calabria mi fanno ammazzare che mi mangiare la lantuia. Ogni volta che vado al sud mi scasso tutto. Giù mangi. Al cinema. Vediamo cosa c'è. Vediamo un altro, vai. Mamma diceva sempre, stupido è chi lo stupido fa. Forest Crump al cinema. Vediamo perché è importante tornare al cinema, ragazzi. La fiction che ha appassionato milioni di italiani. Commissario, ma che fa? Vieni qua in commissariato che abbiamo beccato quel disgraziato, dobbiamo fare... Arrivo subito, sto facendo dei lavoretti, sto attaccando il sifone e un attimino arrivo... Non ho capito che dobbiamo fare l'interrogatorio, si sbriga. Va bene, ho capito, allora monto il lavandino e arrivo subito. Il commissario monta il bagno. Ci vediamo presto! Al cinema! Faremo questo, una bella rubrica sui film che ci saranno quest'estate. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, ultima puntata. È una trasmissione... Che è? A me ho bibattiti, mano. Lo faccio. Era mi aspettava una pochi cose. Tipo quando il pubblico sei salutati e te fa una pochi cose. L'apoteosi. Perché una pochi cose? Io volevo fare una pochi cose dopo l'apoteosi. Ah, ok. La testa e passa. A fare impazzi. No, fatto così. Che facesse? No, ho fatto Sogno così. pazzo. No, sono pazzo. Sababbe, a stare perché poi sono usato con sogno, tu sai, vero? Certo. Io sogno Claudio, o Malanzano del Leone. Che non ci credi? No, non ci credo. Che fa? Hai me rossi? No! Sì? Ma che sta possibile? No, allora lo faccio più basso così. No. Sì, lo Che fai fai? Io per la pancia, io no, ma a fare impazzire che già sogno un ballone in bosso. Già sogno nebboso di sto Che è successo? Una cosa che mi è successo ieri sera. Era a casa, bello, mi stavo guardando la televisione. All'improvviso mi sento suonare alla porta a destra e qua al sole. Guarda, poi mi passo in casa. Cioè, senti, dice, per che mi lasciare a casa perché mia figlia stava a maritare, dice, ma sei a casa. Ma quando? Ci sta, aspetta, ci sta il tempo che me la cerco, dice, no, ci tengo a chiedere subito. Così? Dice, se no ci te faccio volare la finestra. Minchia, quanti era? A me. A te? Non c'è per te, c'è. Madonna mia. Hanno messo questa cosa, non c'è per te. Mamma mia. Ma lavavo l'occhiale. No. Con una mano teneva Ed. No. E con la zamana aracio pigliavi i mobili e mi messo nella scala. Queste per ora mi metto a toccare una madre amici, non contare. A così, perché quando sai quando non è in balanza non fai. Aspetta, panna, a chiavo c'è sopra romano, appena viene e mi fai ancora tutta il sapramore. Pigliate i mobili, infilate le rinza, e a tua figlia a casa ce la lasciamo pure addretata, sei a viaggio. A così sparano che fare spendere piccio da piccio, perché io, quando non impazzisco, un messantino! Claudione! È il malandrino che vorremmo! I malandrini che vorremmo, ragazzi! Va bene. Andiamo avanti. Ecco! Buonasera! Direi. Uno dei personaggi più amati di questa edizione! Finalmente! Lei spieghi che cosa fa nella vita? Io sono il dottor Corona, farmacista dal 1990, dal 2020 tamponologo.
Lui si è inventato questa branca alla farmacia, ma ricordiamo che non esiste. O branco, poi il monio che tampone il vicino. A proposito, va a cottare un climatizzatore che sta squagliando come un ghiaccione. Anche lei lo vedo un po', diciamo. Sì, bello Che ha un provato. condizionatore 400 euro sul picco. Vabbè. Dico, è meno male perché io... Esatto, No, sto deve che sai. Vabbè. a bedero i capi di Romini. Un cretino. Allora spieghiamola. Ballarò si vocifera che in questa piazza della città la domenica mattina trovi delle cose usate che poi usate, giusto? Usate. No, dico usate. Se fossero rubate le avrebbero arrestato a tutti. Penso che siano... Però diciamo che è un prezzo rubato. Perché... Va bene. Vai, ci dica. Dicevo è meno male perché io prima della pandemia avevo una parafarmacia, non vendevo quasi nulla, mi scadevano le medicine e mi pareva male a ghiaccalle e mi pigliava io. Che senso? In senso mi pigliava, c'era che perino. Una volta addirittura mi scariva una pedana di olio abbronzante. Ne ho messo così tanto che ricordo dopo 2 ore di sole è diventato cussennevolo, ma cussennevolo che a Balotelli nei miei confronti, pareva un finlandese. Scrivimi una battuta perché chissà mi sa con Riviera. Se lo avessi fatto dall'inizio saresti un comico famoso. Tu fossi ricco, chi battuta. Esatto. Dico, ricordo che prima della pandemia praticamente dormivo in macchina. E me lavavo quando pioveva. E ora? Invece un paio di mesi fa mi sono comprato una megapilla a Monte Carlo. Sì. Però ho problemi con il vicino, quello Flavo Briatore. Che ha fatto? Ma che sa, c'è quando che stavamo a Ruxtiano, si è Monte Carlo. tutto un cazzato, dice, oh, capo a finire questo caso, ma parla si scenano, dice, ma un signor menà, dice, capo a finire questo caso, c'è tutto fumo, mi stai trasendo un nuovo bilionario. Dice, ma i problemi, dice, ma lo sai chi sono? Dice, lo so chi sei tu, pigliamo il lero, ci darà un da faccia e ci dice, fammi 4 fammi che arricchiamo coppetino. Non è un pizzaiolo, Vabbè, ora. Dico, ricordo prima della pandemia, io... Scusate. Che? La telefonata, il telefono, ultimo tipo. Ce l'hai nel dito? Manitel, sì. Ultimo dito. Pronto? Sì, sto venendo a prenderti. E devo andare all'aeroporto a prendere Valentino Rosso. Come mai? Siccome mi sono aperto 4 farmacie, c'era Luciano Malere e c'era Valentino, mi viene a fare i consegni a domicilio. Se come picciottello che aveva, magari si rompiva pure noi. Buonasera a tutti! Nino Balistreri! Ci vediamo al Teatro di Verdura l'8 agosto. Ci vediamo al bar appena finisce la puntata. Forza, andiamo avanti! Good evening, everybody. Good evening, yes. Benvenuta. Yeah, today. Ancora qui in Sicilia. Yes. Spirit is very well. Yesterday I go to the sea. Molto bene, ieri sono stato al mare, molto bello qui. Yeah. Sì. Si vede dall'abbronzatura, si è abbronzato. Yeah. Because for this skin color I used a Palermitan method. Per questo colore della pelle ho usato un metodo palermitano. E quale sarebbe? Mi capire sopra. Perfetto. Sorry, I have a problem. Che succede? Sabbia non ce l'hai, buttare la regina. Lei non ce l'ha, la regina di San Bello. Dai, Regina. Buttare la regina. Questa è la nostra ultima puntata. Yeah. And for this reason, I want to thank the Sicilian people for the hospitality. Per questa ultima puntata volevo ringraziare tutti i siciliani per l'ospitalità. This is a period very well È stato un periodo veramente bello. Yes, bello. but I come back to London, to England. Ma ora devo tornare in Inghilterra. And in this moment, my Sicilian teacher say, come dice il suo insegnante siciliano, yeah. Guardi, sono solo curioso di conoscere chi è questo. It's very well teacher, very well teacher. Vabbè. But Tony, say you
Hello? Sì? Your brother Marco. Ah, conosciuto mio fratello Marco. Sì, un saluto a tuo fratello Marco. Ciao Marco. Your sister Michela. Sì, alla Mia sorella Michela, ciao Michela. And your mother, I don't remember the name. Tua madre che non ricordo il nome. Rosi. Da Rosy Tomato. Dove siamo arrivati? L'ultima puntata perché siamo arrivati alle cose più assurde. Non lo sapevo. Vabbè. Andiamo avanti, Stamattina Oi. mi sono alzata. Grecia ciao, Ibiza ciao, vacanze ciao, ciao. Tokyo, signori. Sogno senza picciole ma non cazze e ghire in vacanza. Sono una rapinatrice professionista. Sì. Sono Tokyo. Sogno troppo Tokyo. Ma allora non facciamo Adesso questa battutina è così stupida. Con il professore Sì. passiamo il tempo a progettare le rapine. Sì. E questa settimana abbiamo deciso di svaligiare il luogo d'affari più ricco della città. Il centro commerciale di Palermo. No, un meccatino una mezzuana. È vero, più che altro Così, zitto te. Sì. Eravamo io, Palermo, Parigi e Vulcano. Vulcano, un'isola. Solo che Vulcano è arrivato in ritardo. Perché? Perché si sa, a Vulcano fanno i fanghi e dopo premi. altri tipi di fanghi. Così siamo arrivati al mercatino Sì. e tutti si sono accorti del nostro arrivo. Mamma mia, come mai? Perché sba un po' a puzzare il dolce moneto, a puzzare ova maiccio, il tuo fango. E ne feci incucciare. Perché quando fai i fanghi al vulcano fai puzza di Ma io approfittai di quel momento di distrazione per rubare tutto il pesce e caricarlo sul camion. Così mentre lo guidavo mi sono lasciata prendere dall'euforia e mi sono messa a cantare. Una mattina. No, andavo a 100 all'ora per fottere c'ha nonnata. Ma cosa deve cantare? Taccina, ragazzi. Un po' cazzo. È troppo bello. Picchi io. Sogno troppo Tokyo. Ma la mia euforia Sì. fu drasticamente interrotta dalla polizia municipale che mi ha fermato e mi fece una multa per cibo avariato. Ma perché lei si ruba il cibo, il pesce avariato? Ma quando mai, la puzzai di vulcano, sbamponna a tutto il camion e ci pareva che ero pesce. 1500 euro di multa. Alla fine a finire carabina fecero itte a mia. Ma tornerò, perché nessuno è in grado di mettermi in ginocchio. Perché io sogno troppo Tokyo. Non la vedremo mai più. Speriamo di no, Daila! Speriamo di no! Non tornare! Perché io sogno l'estetista più brava del mondo. Sempre nella stessa maniera, qualsiasi cosa fa. Ma c'è un'altra donna? Sì. Qui a Sicilia Cabaret. Lei è una monologhista però. Monologhista. Viene da Catania. Viene da Catania. Ogni settimana ci porta la carne di cavallo. Sì. Esatto. Lei si chiama Loredana, è di cognome. Calia! Sogno consumata. Ormai trovare un uomo è diventata una missione impossibile. Non ce la sto facendo manco con la gente 00 dette. Niente. Ci sono le mie amiche che mi hanno detto c'è un modo che è semplicissimo, basta che tu te ne vai al lungomare di Catania con un cucciolo, con un cane, tu vedrai che si avvicina qualcuno con la scusa di fare socializzare i cuccioli, vedrai che cerchi di attraccare. Anzi, c'è stato qualcuno che addirittura mi ha detto non ti preoccupare, basta che tu te ne vai con il cane, vedrai che si avvicinano loro stessi. E allora, siccome c'è una mia amica che ha una barboncina, gli ho detto che fa, me la presti? Mi sono preparata, io tutta quanta a tiro alla babboncina, ci ho fatto il bagnetto, ci ho messo il fiocchietto in testa e me ne vado sul lungomare di Catania. Effettivamente ha funzionato la tattica, perché manco erano passati 5 minuti che vedo un bagnino che si avvicina verso di me, alto, muscoloso, mi fa: posso avvicinarmi o morde? Ci disse no, si può avvicinare. E nella mia testa pensavo di mordere o non mordo, ma se ti piglio a solo, ti graffio tutta che manco una iatta ci fa fare una cosa stessa. Basta, questo si avvicina, mi guarda in faccia, a un certo punto prende e mi fa, dice è a pelo corto o è rasata? Ci ha seccainato un bulato andava a facci. Ci disse, ma come si permette? Va bene che una viene qua per fare amicizia, ma no che sono passate manco 2 secondi e già vuoi sapere come può tu pilo.
Dice, ma io stavo parlando del cane, non mi interessa, ma fa un culo gioco. Comunque, perché io già avevo adocchiato da lontano un altro tipo, bello, distinto, elegante, con un bassotto al guinzaglio, disse questo è quello giusto. E allora mi ci sono avvicinata, lui si avvicina a me, non gli toglievo gli occhi di dosso, i cani si cominciano a odorare, ad annusare, a saltare uno addosso all'altro, lui mi fa, mi perdoni. Dice, forse è periodo, è in calore. Dice, quale periodo, Gioia? Io sogno tutto l'anno così. No, dice, ma io sto parlando del cane, che nel frattempo i cani si stavano accoppiando. Prende e mi fa, dice, dobbiamo cercare di separarli. No, ci stiamo a cercare di imitarli. Comunque, questo si prende il cane e se ne va. Io ho capito una cosa, che sono troppo irruenta. Gli uomini gli piace corteggiare, io li aggredisco e scappano, non lo so. Comunque me ne sono andata dalla mia amica con il cane. Dice, com'è andata? Ha fatto il suo dovere? Ci disse, com'è andata? Ha fatto il suo piacere, io da sola però. Cioè, ma che modi sono? Me ne sono andata a lungomare, cercando di essere abbordata. Gli sta arrivando una cucciolata. E io sogno consumata. Sentirai cantare, ridere. Andiamo avanti perché ci sono un sacco di cose da fare. Dobbiamo presentare in questo momento. Oh, così. E ciavagliare io. E piccola, che vuoi? Pigliate qualche cosa, io vendo una poche cose. Tu vendi cose? Sì. Che vendi? Te pannusi, hai bere banane e bellerette. Questa è vecchia, così una me la mangio. No, che non si mangiano. No, guardi, non mi serve. Così fammi già. Te pannusi, hai bere un inglese, un tedesco e un italiano. Cosa me ne dovrei fare un inglese, un tedesco e un italiano? A così ci può contare i baizelli a te. No, ma la racconto senza motivo, cioè non ho problema. Vuoi carabiniere? Ma che me lo devo fare? Non c'è, dovresti vendermi qualcosa che funziona, cioè non lo so. Ce l'hai. Allora te possi bere una bella mogliere finta. Cosa me ne dovrei fare di una moglie finta? A così che se non ti rompi di palla che te maritare per fuori. Ecco, non mi serve niente, ci vediamo là dietro. Ma quella niente ti sia. Niente. Fate fare un reale mia, te Che prego. regalo? Ti giuro piano, ti regalo un bello microfono rotto. Che cosa me ne dovrei fare un microfono rotto? A così finisci le minchiate. Ci vediamo là dietro. Arrivo. E di male in peggio, signori, perché è arrivato il momento di lasciare questo palco a un candidato alle regionali, che prima era candidato alle comunali e che è convinto che può cambiare. Ma se non ce l'ha fatta alle comunali, come può farcela alle regionali? E vabbè, il regionale me poi verremo un sacco sociare. E quindi alla prossima elezione a sindaco della regione votate e facete votare Piero Denz! Ma io come glielo devo spiegare? Non esiste il sindaco della regione, esiste il presidente. Non me ne fotte niente, chi tu chi è, l'importante è che andiamo avanti. Piero Denz al tuo servizio e Mammuccu vitalizio. Non ce n'è venuto, io porto il benessere. Sì. Tu porti un po' con l'aria condizionata. E allora, carissimi amici elettori della Sicilia intera e degli arcipregali compresi. Arcipregali? Arcipregali sono le isole che Arcipelaghi. Vabbè, che tu chi è? L'arcipelaghi, dacci, abbiamo che dore aglie olie, quelle. Le olie, le isole olie. Se tutte le avute dei spaipagliati. Madonna l'ignoranza. La nostra campagna prosegue fiorente, anche se non possiamo abbeverarla tutti io in una piccola l'acqua scarseggia e son chiuove so cazzo e ne Allora! Purtroppo la siccità. La mia propaganda continuerà settimanalmente in questa sede fino a novembre per programmare il mio programma elettorale. Questa è l'ultima puntata. A questo ne levamo il suo pensiero. Non ce la faccio più. Manca. Io sarò un presidente serio, responsabile e posato. E se non ci sono i posate posso mangiare pure chi mano e non ne portiamo. Parla senza sapere cosa dice.
Sarò un grande governatore e porterò molti progetti in questa terra. Vedo davanti a noi un futuro lampeggiante. Lampeggiante? L'importante con lampeggiante non è ora guardare finanza perché siamo consumati. Siamo molto sensibili per ciò che riguarda la salvaguardia dell'ambiente e stiamo progettando una cosa per lo sviluppo dello smaltimento dei rifiuti che metteremo a servizio di tutte le regioni d'Italia. Non saremo soltanto un'isola, ma un'isola ecologica e tutta la nazione potrà bene vacare a Monnizza Nenuate. Ma di che cosa sta parlando? Noi abbiamo l'inceneritore naturale più grande d'Europa, l'Etna. Ma lei è impazzito, ma un procedimento molto semplice che ora ce lo vado a spiegare. Allora, l'attività più importante del vulcano qual è? L'eruzione, giusto? Sì. Quando il vulcano erutta, che cosa esce? La lava. La lava, quindi se la lava è pulita, se non la lava è sporca. Lei andrebbe riattivata la pena di morte. Questa è ingegneria futuristica. Che ingegneria futuristica? Così antuciavolo lo cambiamento. Ma quale cambiamento? E senta la novità, la novità più grande che nessuno si aspetta, perché noi renderemo la Sicilia uno Stato indipendente. Sì, e non avremo più bisogno degli assessori, ma ci saranno i ministri da noi. Sì. Ed è per questo che nella mia lista abbiamo già la ministra degli esteri, che non sarà un vero e proprio ministro, diciamo più che altro un minestrone. Più che minestrone una zuppa, la zuppa inglese, la regina Elisabetta, il ministro degli esteri. La Queen c'è. La Queen. Regina, ma come fa? Regina, ma come fa a conoscere Piero Denzi, mi scusi? It's my Sicilian teacher. Lei è quello che ha rovinato la regina Elisabetta. Cioè, ci insegniamo quattro belle parole. Ma solo parolacce. Very well. Si può difendere, capito? Piero Denzi, I invite you at Buckingham Palace, but non ti presentare a mano vacante, a toppare chi piede. Non fa niente addosso. Ma come mi ha rovinato la regina Elisabetta? Lei gira a trovare chi mano tiene, ma bagaglia a mano a Ryanair non paga l'EMPA. Spiegatemi voi due che cosa farete per la Sicilia, dai. E allora noi faremo diventare la Sicilia non una colonia britannica, ma sarà Londra che diventerà come Palermo. Ho capito. Sì, poi Londra diventerà come Palermo. Cioè non Palermo come Londra, ma Londra come Palermo. Sì, Londra come Palermo. E cosa farete? La facciamo precisa e identica. Ora lei dice ci sono dei cambi di stile, cose che non e noi abbiamo risolto tutto, perché noi abbiamo già scritto un programma con un paio di cose che possiamo sostituire. Allora, per esempio, a Londra che si fa? Si guida a sinistra, ma per noi non cambierà niente, perché noi guidiamo alla nostra maniera. At dig the dog. A cazzicare. Cazzicane, no. Ma lei fa il discorso per Londra, non ho Yeah, capito. for the London. I was late for the London. Sentiamo, poi? Anche le differenze alimentari le andremo a sistemare. Per esempio, chi sta a Londra che fa una colazione intercontinentale, l'uovo, bacon, gli ussoli, i fasolari che stanno nella panza. Noi li sostituiremo con Reach the ball meat with the meat or the butter. arancini su cacan o su cubo. Suca carne, suca carne. Ma io non suco, no, non lo dico. Io suca carne. No, io non suco carne. Suco burro. No, neanche burro. Mi ascolti? Il tè delle 5, per esempio, come lo sostituite? With the sticchiola. Oh, pane che a me possa pure buono. Allora vediamo un bello bocca di vino e ci abbagniamo in secchione. Ma che schifo! Ma ci metto occhi e vino, mia! Sono piaciuto! Poi sta la regina e con la ruda. Bene, poi... Con la ruda vero, vero coppia Basta, andiamo avanti! Parliamo. Così antuciavolo. Del cambiamento. You listen, what? Dico il ciavolo del cambiamento? La frittura. La frittura, yeah. Va bene, abbiamo finito. Salutiamo per sempre questi due impostori. Ci ha messi 5 kg, va bene. Cavolo! Capirete bene che il caldo vi muore. E allora abbiamo finito il nostro incomizio, io e la regina, e vi diciamo questo:
Vota Piero Tense come è scritto in locandina. E facciamo la chianare e buttare la regina. Avete chiuso il letto. Una compagnia aerea tutta siciliana che vola chissà per dove, chissà se arriva. Ce ne parlano le Blue Sisters. Signore e signori, viaggiate sicuri con Ciuri Ciuri Airlines. Buonasera signori e un benvenuto dalla compagnia Ciuri Ciuri, la prima compagnia low cost siciliana dove è possibile acquistare il biglietto con il reddito di cittadinanza. Adesso la mia collega vi farà la traduzione nella vostra lingua. E allora, picciotti, state attenti a quello che diciamo, collega, state tutti seduti, il primo che fa il Brunello e stiamo fuori aeroporto. Purtroppo, nonostante siamo partiti presto, dobbiamo effettuare una discesa di emergenza. Il pilota si scuidò l'occhiale e poi io mentre Vicenzino stava lavando un vetro, la macchina all'assare. Attenzione, uno dei 4 motori ha preso fuoco, vi preghiamo di mantenere la calma. Finché la fiamma è alta mettiamo sopra la letta di pollo, almeno piangiamo con un occhio. Purtroppo dobbiamo effettuare uno scalo fuori programma. Il pilota si vuole fare una canna e si scuidò a pigliarsi i caitene. Se avete bisogno di aiuto rivolgetevi a me, la mia collega si deve allontanare per un'emergenza. E chi a fare manovra con pilota è di patente fresca, non sa farà appoggiare. Adesso, come di consueto, incoraggiamo i nostri piloti. San Gregorio Illuminatore! Speriamo che non scoppia il motore. San Floriano! Speriamo che non c'è adesso volante nelle mani. Santa Elisabetta d'Ungheria! Picchia vi a capitare a mia! San Bernardo Chiaravalle! Per scaramanzia, toccatevi le palle! E ovviamente vi ringraziamo per aver scelto la compagnia Ciuri Ciuri. Arriviamo, Sapu Signori! C'è Sicilia Cabaret. Adesso che c'è Sicilia. Un altro progetto musicale, lei si chiama Alice, conosciamola e poi ci sentiamo il brano. Mi senti in una bolla soffocata dai pensieri ed il corpo che barcolla e sono in una bolla. Mi sento in una bolla soffocata dai pensieri ed il corpo che barcolla e sono in una bolla. E tutta quest'ansia addosso, col battito forte sul polso, con l'aria che si mischia al nulla, che durante la notte si annulla. E tu che vuoi uscire, ma solo sveglia riesco a stare, con dei pensieri chiusi a chiave che non riesco a gestire. Mi sento in una bolla soffocata dai pensieri ed il corpo che barcolla e sono in una bolla. Mi sento in una bolla soffocata dai pensieri ed il corpo che barcolla e sono in una bolla. E gli occhi puntati addosso mi inseguono e non li sopporto. Vorrei solo sparire, non avete niente da dire. E tu che vuoi dormire, ma solo sveglia riesco a stare, con dei pensieri chiusi a chiave che non riesco a gestire. Mi sento in una bolla soffocata dai pensieri ed il corpo che barcolla. Sono in una bolla, mi sento in una bolla soffocata dai pensieri ed il corpo che barcolla.
Grazie. Alice, che brava! Molti dei brani che produrremo non sono estivi, quindi lo ascolteremo verso settembre, ottobre, questo La qui. tristezza non ha stagione, Esatto. quindi si può ascoltare in qualunque momento. Vabbè, tu sei in sede di esami, in questo momento devi scappare perché domani Perché mattina... dopodomani io ho esami di maturità, quindi, Quindi adesso facciamo un vado a studiare. applauso. Un esame l'hai superato, che è quello di Sicilia Cabaret Off. Brava! Grazie mille a Ciao, tutti ciao, per ciao, salutiamo l'ascolto. Alice. Grazie Alice. Va bene. Adesso è arrivato il momento di presentare un pezzo storico di Sicilia Cabaret, uno di quelli che ha reso famoso questo gruppo, che poi è arrivato addirittura a calcare palchi nazionali. Sto parlando dei Respinti e il pezzo è Delle Carte. Chi se lo ricorda ce lo vediamo insieme. Di Mazze, per fortuna che non è venuto il re di coppe. Ciao Pecciotti, qua sono. Ciao. Sono qua con voi. Mazze, ma ti sei portato pure a lui? Puttetine, quello beve. A salute! Non si beve, Non si beve. altrimenti ti dimentichi che sei una carta siciliana. Siciliana. Carta siciliana. Siciliana. Sì. Perciò ti stavo dicendo. Nome re, cognome di coppe, professione carta. Ma che fai? La carta di identità. Carta siciliana! Ah, Diciamo, siciliana, lo capisce, incredibile. Ah! Salute! No! No, non si beve, Non si beve! Non si beve, non si beve. Oh Denari, guarda chi c'è, guarda chi c'è. Chi c'è? C'è una barretta di cioccolato a terra. Aspetto l'asso e faccio scopa. E che c'entra la barretta di cioccolato? E Novi è una reish. Giusto. Di Mazze, non mi devi fare innervosire, come l'altro giorno che eravamo alla festa delle carte da poker e tu non c'eri, che fine hai fatto? Ah, non mi dire niente, ero con la regina di fiori e mentre ci stavamo ammuccando spuntò il re di fiori. E che è successo? Mi fece un mazzo tanto. Giusto. Vedi, sei sempre il solito, ma se tu la vuoi conquistare, la devi portare a cena fuori. Allora, come antipasto abbiamo la caporatina, come primo abbiamo la pasta a forno e come secondo abbiamo la salsiccia di patate. Ma che stai facendo? Il menù alla carta. Menù alla Carta siciliana! Siciliana, giusto. Salute. Non si beve! O si beve o si beve. Niente, dai, prima della regina di fiori ti Sì. stavo dicendo, sono stato anche con le altre regine delle carte da poker. Ah, le altre regine! La regina di cuori e la regina di quadri. Mi manca solo quella che è la più difficile, la regina di picche, ma ci riuscirò anche con lei. E come farai? A picchi a picchi. Lo vuoi un consiglio? Secondo me devi andare a fare una di quelle serate divertenti tipo karaoke, che vi 1, divertite... 2, 3, carta. Faccio scopa con la donna, ma poi arriva il cavallo. Aia! Come devo fare? Re di coppe, tu sei una carta... Vabbè, questo si confonde... Carta canta, Dici una cosa. Che devo fare? Dici che è il re. Non lo so. Sei il re di coppe. Ah, il re sono. Il sì, re di coppe, si confonde in coppe, continuazione. Re di coppe. Minchia, ma può essere, ma che si confonde sempre. Ti ricordi invece l'altro giorno quando abbiamo visto la partita del Palermo? Attenzione per il cross, lo rivediamo. Attenzione per il cross, lo rivediamo. Attenzione per il cross, lo rivediamo. Ma che stai facendo? Il replay. Re di coppe! Di coppe! Minchia, questo si è ubriacato e non sta capendo Non più. ce la fa né con re né con calcio. Fai una cosa, Sì. dagli un compito importante, così lui si mette di attenzione. Ragione, ci penso io. Allora, dato che siamo carte giganti e se ci vedono ci strappano, occhio da quella parte, vedi se arriva qualcuno, se vedi arrivare qualcuno grida occhio, così noi ci fermiamo. Occhio, Mi ci raccomando, mi fido di te. Tranquillo, non ti preoccupare. Occhio! A posto funziona, era una prova. Ma ti metti a fare le prove? Mazza, che hai? Bottare sale mi ci vede la gaita ma la pigliata. Colpa tua, sempre colpa tua. Vedi? Allora facciamo una cosa, facciamo al contrario. Occhio tu se viene qualcuno e tu la prossima. Occhio! Taca Mazza! Minchia, ma ti ci metti pure tu! Ma Mazza la Ah, ma che ha fatto? Ma ammazzo la bisco. È normale che io ammazzo la bisco, cioè ti sembra una cosa normale, quello che si mette a cantare, quello che si mette a... Ma non impazzire! Oh, ma che apre? Niente, ci acchiano la matta.
E non è giusto perché con le ragazze ci lavoro con la briscola, tu devi fare la patta se deve... Scusa, ma che hai detto? Scusate, mi sono incartato! Torniamo nel mazzo! Forza! Continuiamo con questa rubrica dedicata al cinema? E continuiamo, attenzione. Che bisogna ritornare al cinema. Vi ripresentiamo i trailers. Prossimamente al cinema. Che schifo! Vito Cutrano, meglio conosciuto come Bill, dopo anni di esilio ritorna al suo paese. Ofra, mi hai visto chi ci sta? Bill, voglio ma che stai dicendo? Non ci somiglia proprio. Ti dico che sei Kill là. Kill e Bill. Al cinema. Non era così, vabbè. Bella sta cosa dei trailer. Quando una normale ricerca diventa una ricerca disperata. Dopo cena ho sempre bisogno di uno stuzzicadenti. Eccolo qua. Oddio, cascata. Ne prendo un altro. Sono finiti. C'era solo quello. L'ultimo samurai. Al cinema. È difficile arrivarci. Allora, facciamo così. Quest'ultimo noi recitiamo e vediamo se tu becchi il titolo del film. Ok. Va bene, vai. Amore, sono appena tornato. Devo fare... Puoi fare... no, ma perché a me? Perché è tutta bianca, a me ok, faccia un po' di fantasia. Ok. Amore, sono appena tornato da lavoro. Che fa? Ci facciamo un po' di coccole? No, amore, non posso solo le mie cose. Sono 6 mesi che c'ha le tue cose. Ma com'è possibile? Il ciclone. Al cinema. Ci rivediamo presto. Al cinema. Al cinema. Sempre io, no. Tra poco lo rivediamo, non andate via perché è davvero un talento mostruoso. Va bene, andiamo. Che non schiova! Allora, oggi entrano Che tu. c'entra? Buonasera. Ma com'è che lei qui? Va, Buonasera. Gelato che te lo puoi vendere al Banco dei Pegni? Di chi era? Che gelato è che te lo puoi vendere al Banco dei Pegni? Un kite d'oro. Di chi era? Mio no. Non lo voglio neanche io. Nessuno? Nessuno. Allora sai che faccio mo sai che mia cucina romana si sposa e c'ha regala lei. fai quello che vuoi. Perché qua Non si è caricato. E andiamo. Va bene. L'8 agosto al Teatro di Verdura di Palermo ci saranno un sacco di comici nuovi perché i nostri per avere un pezzo nuovo devono avere un miracolo di Gesù. Un miracolo di questo non la vedo da un sacco di tempo. Ma sempre a me avete mosso. Sì. Soprattutto nel periodo della pandemia. Appunto, capo che arriva. La verità sapete qual è? Non c'è più rispetto, non c'è più rispetto. Io hai fatto troppa bella per la pandemia, perché sono veri? Pure io l'ho chiamato un sacco di volte. Sì, perché i problemi le sai bene sempre. La prima notizia che arrivò il PPS, la coda, ma non è che è il PPS. Parla con il PPS lo manco sapeva parlare. All'ultimo non capiamo, dice ma io non saccio niente. E quindi finiamo. Poi nasce la notizia che da un scienziato cinese alla coda, a Fiat, e va in Cina. In Cina dice, un scienziato cinese va a Ciaica, in Cina sono tutti se c'è i componenti. Comunque levate la mascherina e mettete la mascherina. Io per 2 anni che c'è quella qui da Rixavaica. E voi dopo 2 anni invece di arrivare via e te ne no, per giochi che cosa facete? A guarda! Buricardiari, state facendo la guerra, ma non ce ne vedo che cosa avete mai immellata. La guerra. Ha ragione, Ci ha portato un po' di malinconia. Io già nelle piccole liti familiari ho qualche problema. Ora per esempio, ti porto un esempio, metti caso, non lo so, chi sono domani mattina si svegliano e si sciardiano. La prima cosa che uno ci dice al lavoro, sai qual è? Un signore non c'ha da dormire, ma magari lui sonno mi fa fare i pomeriggi. Pensa tu che la guerra quando mi chiede qui qua. Tra l'altro la guerra porta tanti disagi, sì, perché per esempio aumentò il gas, ora una bombola costa 86 euro. Un signore mi aiuta, ma perché che faccio bombolato? La benzina, andate per fare la benzina, ti venderà la macchina.
E la luce ormai è arrivata a livelli proprio allucinanti, si picchia la luce ormai. Figurati che quando ti dicevano vacaco scuro era un'offesa. Ora invece è un consiglio per fare te sparagnare. Saperlo le facevo fare 10 puntate. Che cacchio. Comunque io vi voglio lasciare con un messaggio serio. Godetevi la pace perché è la cosa più bella che ci sia. Ma deve partire da voi, perché come diceva mio padre, aiutate, che Dio ti aiuta. Bravo! Perché la verità sapete qual è? Non c'è più rispetto! Arrivederci, ripendi sempre. Lei è un dio del cabaret. Veramente. A saperlo dobbiamo fare tutte e 10 le puntate e buttavamo fuori 4 gusti. Lo schiuma! Era. Basta che anche se piove non ti bagni. Chi era? Com'è? Capanna. No. Riprendi qua. Com'è? Cioè, per dirmi cosa dovevo dire, ha fatto un bigliettino. Non te ne puoi venire. Ho scritto com'è. Di che era? Cioè, cosa avrei dovuto dire? Chi pazza è? Che cos'è? Ma com'è che vuol dire? Capanna. Cioè, ma che domanda è com'è? Capanna. Non ci interessa. Nessuno? No, com'è? Allora sai che faccio? Ciao, poi a me cucina che sta da fuori e da chiove sempre. E com'è? Capanna. E che ca? Un secca Va bene, da un giovane disoccupato passiamo a un pensionato, un monologhista che ha fatto una grande stagione qui a Sicilia Cabaret Off, è stato uno dei personaggi più forti, è un vecchio, quindi trattiamolo nel vecchio, si riporta benissimo, si chiama molto. Toti Siracusa. Buonasera. Da quando sono in pensione non è che sto bene, qualche acciacco ce l'hai, ho cercato di farmi ricoverare, non è che è facile trovare un posto ospedale. Voi pensate per trovare un posto ospedale, ma per oggi ho i bagarini, a Puxadio. Un posto di chirurgia popolare la può pagare 300 euro. Ma mi finivo meglio, mi cucino, con 500 euro trovo un posto di febbricese in gradanato, così a gritta. Prima di ricoverarmi mi hanno detto però lei prima deve passare dal lobo vaccinale, se deve fare il vaccino. Mi reco al lobo vaccinale, è una confusione, l'infermiere mi fa... Che preferisce? AstraZeneca, Moderna, Pfizer? Per come si è spesso un passo un operatore sanitario, mi passa un Baiman. Se fossimo a fare qualche cocktail, ci disse qual è che? Basta che è bello agghiacciato, che se mi piace venire a ridere. Mi ricoverano, mi mettono in corsia, quello che si vede e quello che si sente. Una signora che si lamentava dicendo, mio marito dopo carceretta una cura per 15 anni morivo. Il dottore ci fa, non è che qui panno nostra, no, la cura ce l'hanno dato per un mese. Se un marito moriva prima non è che qui panno nostra. Accanto a me c'era un signore che non poteva parlare, vedevo che aveva difficoltà, aveva la voce rauca. C'era sua figlia accanto e ci disse, mi scusi, ma è stato qualche colpo di tosse? No, dice, fu un colpo di tassa, ci arrivarono, dice, me devi pagare a quei pei. Mentre nella confusione mi avvicino verso la sala operatoria. C'era un gruppo di familiari che stavano in apprensione perché c'era un loro familiare che non stavano operando. E dicevano, ma come mai l'intervento doveva durare 2 ore, sono 4 ore e ancora non è nasciuto. E stavano in pensiero. Nessun infermiere dice, no, ci sono state delle complicazioni. Dice, però il malato sta bene. È stato il chirurgo che ha avuto un problema intestinale e sta per firmare 4 volte per chilo gabinetto. Vedevo che non mi chiamavano. Metta uno con camicia e dice, mi scusa, ma lei è un infermiere professionale? No, io sono un infermiere, ma un sogno professionale. Io fu assunto qua come ex detenuto. Fino a ieri dice, faceva parte di Pippe. Dice, chi è il suo Pippe? Dice, per passare un tempo. Dice, per ora, dice, aumentavi carriera. Dice, ora diventavi LSO. E dice, chi è il suo LSO? LSO, dice, la news che si è pagato niente. Dice, un venire in ospedale, come hanno io. Dice, io tutti i teleclinici, tutti i malati. Dice, decido io qua di stare vivo e qua a muore. Dice, una gente dice, per esempio, vedi, signora Loiacono, 6 mesi di vita. Dice, signor Lo Bianco, 4 mesi di vita. A questo punto dice, senta, volevo vedere la mia situazione. Dice, lei come si chiama? Dice, Siracusa, dalle ore, dice, lei è grave, avrò un mese di vita.
Dice, ma visto che lei è uno che si sa girare, niente può fare per allungare la vita a me. Dice, se vuole con 500 euro, so che te la metto su, te anticipa signora avvocato. Dice, vabbè, dice, ma non è che ricevo problema con 6 mesi. Dice, però se levo la campana che ho sai, magari 20 anni, ma a te 100 euro al mese. Se da qua in Romania non notare che mi ha firmato l'atto. Se adesso rifiuto l'offerta e vado avanti, quando muore. Codi Siracusa! Questa edizione abbiamo portato sul palco di Sicilia Cabaret Off una miriade di talenti, da qualsiasi piattaforma, dal web, dal teatro, dalla musica, e continuiamo a farlo con un talento alcamese. Lei ha 25 anni, sta spopolando, pensate, su Spotify con una canzone dedicata alla Norvegia. Adesso l'ascoltiamo e poi capiremo il motivo. Si chiama Valeria Corso. This one's for the cold-ass motherfuckers that seriously need some heat in their lives. Floating sauna, hot like Arizona. Freezing water, high on marijuana. Floating sauna, hot like Ariana. Eating banana, soaking in Nirvana. Yeah, I'm on a holiday in hell. I fucking love it, I'm a cabriolet. You be stuck in the sun, I'm taking L's. I be sitting on the beach in the bay, bullying like a Hummer, feels like a summer. Get feel when you touch me, fire. I'm hot when I wanna, I'm a prima donna. I get everything I desire. Cold fire and ice, baby. Keep your eyes on the prize, baby. I'm the right size, baby. So we all fit inside my floating sauna, hot like Arizona. Freezing water, high on marijuana. Floating sauna, hot like Ariana. Eating banana, soaking in Nirvana. Yeah, you're gonna get an invitation when you're presenting with the Punjimare. Come through when I send you the location if you really wanna join my party. Flew from Sicilia, grazie familia. Do you wanna meet us? Hell yeah. Moving to my villa, shape you like argilla, eat me like vanilla. Ice cold fire and ice, baby. Keep your eyes on the prize, baby. I'm the right size, baby. So we all fit inside my floating sauna, hot like Arizona. Freezing water, high on marijuana. Floating sauna, hot like Ariana. Eating banana, soaking in Nirvana. Yeah, soaking in Nirvana, way too hot I wanna. Eating a banana like yum yum yum. Way too hot tango like whoa whoa whoa. Smoking on the rocks like flow flow flow. Floating sauna, hot like Ariana. Eating banana, soaking in Nirvana. Yeah, yeah, yeah. Grazie. Bomba ragazzi, che bomba! Atomica! Siciliana di Alcamo, Valeria Corso, che dedica questa canzone alla Norvegia. Tanto che ci fai tu, che c'entri tu con la Norvegia? Sono andata a studiare a settembre in questa scuola che si chiama Limpi, che si trova in Norvegia, a Lillehammer. E la canzone di che parla? Perché... Allora, io ho sentito come... Sì, l'abbiamo capito cosa hai sentito, ma non c'è bisogno. No, l'abbiamo capito, cioè, sì, no, sì. ma 2 volte, 3 anni. Sì, l'ho capito, ma ci sarà qualcos'altro. Ogni ritornello. 40.000 views Canne. no, 40.000 canne. 40.000 views su Spotify, che sono dei numeroni, ragazzi, Sì, veramente. sì, il pezzo sta spopolando e poi tra l'altro continua a salire continuamente. Vi consiglio di guardare il video su YouTube, tra l'altro. Sì. Che non c'è. No, dov'è? L'ho visto il video. Non lo so dove l'hai visto. Non l'ho visto un cazzo io. Te lo sei sognato? Ok, sicuro? probabile. Vogliamo fare il video adesso? Ecco, facciamola Ho adesso. letto le canne, ragazzi. No. Fermati, di che parla la canzone? Di queste floating sauna, che sono delle saune galleggianti che sono esclusive norvegesi. Saune galleggianti. Sì, che tra l'altro si può fare di tutto in queste saune, bere, mangiare. Vabbè, allora, come sauna ci siamo, eh? Sì, la sauna la stiamo provando. Dobbiamo metterci solo l'acqua e poi siamo qua. Allora scusami, ma se non c'è questo video su YouTube,
Organizziamolo. Ma sto aspettando le views, gli streaming. E allora facciamo una cosa, è ragazzi. siciliana. Andiamo su Spotify, riascoltiamo la canzone ogni giorno, prima dei pasti. Così, e presto a breve avremo il video che parla di marijuana, che galleggiamo, allora sanne galleggianti con le canne. No, forse si chiama, perché c'entra marijuana, che diceva che si può anche No, si può perché fumare siccome come state sentendo adesso questo caldo, magari hai un momento E ti fai- X e quindi no, è proprio la sensazione, La no? sensazione, La sensazione di essere un pochino Ok, you know. compagni, niente, lascia stare il Valeria Corso, facciamo un applauso. Buonasera a tutti e ben ricollegati con Sicilia Cabaret. Adesso un momento veramente alto con il maestro Pace, accompagnato dalla band del nostro maestro Biondo. Applauso, prego. Riccardo Pace! Ma possibile mai che io... Ma è mai possibile che non ti posso lasciare un attimo solo? Gli hai lasciato il palcoscenico, la band, cioè... Vuoi capire che questo fa piriti con le mani? Allora, intanto non devi sfottere il mio compagno di avventura. Tony, io lascio il cabaret e mi butto sulla... Ormai noi due siamo Pace e Minafò. Altro che Matrang e Minafò. Ma tanto facevamo cagare lì, fai cagare... Qua facciamo soltanto il suono però, capito? È diverso, è diverso. Ma tu cosa dovresti fare? Fammi Allora, vedere. intanto il maestro in questi mesi mi ha insegnato a suonare con le mani e quindi Veramente? io questa sera vorrei proporre questo duetto con il maestro. Io giuro che se tu fai una bella esibizione, cioè ti libero senza avvocati, senza niente, guarda. Ti scioccherò. Già lo fai sempre, però quando mi sveglio la mattina accanto a te. Per favore, Cioè, perché io tu suoni con le mani, la mi- band gli puoi dire si può alzare, è finita. No, lasciali così, è bello che loro stanno così. È bello. Ma glielo spieghi? È bello, no? Che in televisione è già tagliata questa cosa. No, è in scenografia, Ah, ok. lasciale a terra, che io Ma te ne no, foto. ma c'hanno 50 anni l'uno, Non ti dai. preoccupare, tanto. Ma non è carino. Hanno perso ormai. Ma che stai combinando? Quello si è ammazzato da solo, cioè, si ammazzò solo. praticamente. Lasciali là a terra. Io non ho parole, meno male che è Stanno- l'ultima puntata della vita, ragazzi. Stanno bene là, Vai. in scenografia, guarda quel trombettista. Ma anni di musica. E allora basta! Hanno studiato. Ma chi vabbè. studiato? Si eccano un teatro, i piccini. Vai. Allora, io ho studiato in questi mesi. Sì, sentiamo. E allora eseguiremo una canzone. Ma il maestro biondo vuole No, accompagnare lascialo a questa cosa? terra. Ma vabbè. Ci vuoi accompagnare, maestro Maestro- biondo? Maestro, si Rivivisci. Ma c'hai studiato, hai fatto accademia, si alza lui, si alza lui. Cosa sono i Perché loro muoiono insieme, No, non ho mai visto vivono così. insieme. Gente che ha studiato tantissimo. Ridotta così male. Un minuto. Il trombettista ci serve? Ci serve? No, puoi morire di nuovo per cortesia. No, perché per fare le cose sistemate, perché sennò non mi riesce il numero. Per Vai. cortesia, raga, un po' di concentrazione. Vediamo. Ci serve solo il maestro biondo. Maestro biondo, sì, ci serve. Prego. Cosa?
Non ne me date soldi. E quando suoni con le soldi. Via, fuori! Ma sono impazziti! Purtroppo alcuni siciliani restano, altri se ne sono dovuti andare nei tempi lontani e abbandonare, diciamo, il palco siciliano per lavorare a Milano, come ha fatto lui. L'abbiamo visto nel primo e nel secondo blocco, adesso ce lo godiamo perché è un talento che ci hanno rubato. Si chiama Giancarlo Barbara, è tutto siciliano e tutto nostro! Tutto voi! Grazie Tony. Buonasera. Allora cantiamo un po', tipo ci sono due coccodrilli. Ma veramente? Mi piacciono le canzoni dei bambini, però le facciamo cantare, che ne so, dei cantanti più tipo Baby K, queste la facciamo cantare. Tipo ci sono due coccodrilli, orangotango, due serpenti, un'aquila reale, il gatto topo e l'elefante. Allora dimmi com'è, non si riescono a trovare i tuoi leocorni in questo mare. Iniziano fermo. Il tuo è un rosso, è capuccetto, e con la luna sdraiata nel letto, ma tu sai dentro di te che quello è il lupo con il tupè. Forza chiamalo per il cacciatore, se non mangerà anche te, ma non ti risponde perché con la peppina che prende il caffè. Questa sera io ti dico no, la canottiera non la metto, no, non chiedermi la luna, sotto a toperotto, fa sempre asino cotto. Questa sera io ti dico no, la canottiera non la metto, no, non sono una signora, sono una donna vera, e tutta più la metto nera, oppure blu. Arriva! Questo è il pallone qua qua. Il garbo il qua qua e non una papera lo sa. Regina di cuori, tratta bene i fiori, senza avere coraggio, parlare faccio col qua qua. Regina di cuori, mi mandi di fuori, piega un po' di ginocchia e poi scodizzola così. Qua 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 qua. Ok. Chissà come fa, chissà come fa il coccodrillo. C'è chi dice qua, qua, c'è chi dice là, 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 che mangi troppo. C'è chi dice là, 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 c'è chi dice qua, 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 metta mai il capo. Quanta gente convinta su sto coccodrillo qua di saper come fa. Tu ricordi? No, invece. Cara gente, la verità sta qui, perché lui fa così. Così fa il coccodrillo, poi l'ho scoperto così fa. No. Non dirgli mai che ti sei scritta a danza, lo hai fatto per la panza, e che la trippa era un po' troppa e a volte troppo stroppia, ed è per questo che io chiamerò come se nulla fosse, perché tra un bacio e una carezza tu mi insegni
segni un po' di mosse. La Befana viene di notte, con le scarpe tutte rotte, una vita da mediano sempre con la scopa in mano. E la Befana non ha casa, la Befana non ha orari, e non se tu la cerchi la potrai trovare al bar Mario lì, sempre lì. Check this down. Oh yeah. 44 gatti fondi in fila perfetta, gli Appennini alle Ande fino ai Pirenei, uniti e compatti fondi mille colori, ma due fratelli gatti ne rimangono fuori, vittime del calcolo, della divisione, quei marginati perché hanno un strano nome, quei baffi allineati ma la vita è tiranna, ne presenta 42 più 2 è 44, se la mente non mi inganna, hey, hey, Giancarlo Barbara! Grazie! Emanuele! Giancarlo che sicuramente vi ricorderete negli anni d'oro di Zelig. Già, però è la mia grande passione, è la musica, mi piace Ligabue, lo conoscete Ligabue? Vi piace Ligabue? Certo. Faccio questo che tu vai. Ho perso le parole. Cambiamo discorso. Voi lo sapevate che il cantante degli U2, no, il cantante, l'autista degli U2 è italiano? Si chiama Guido. Guido Without You. Sì, infatti quella canzone Guido Without You. Quella sera Boni, il cantante, era troppo ubriaco. Gli disse, Guido, guida tu. Guido Without You. Bellissima, poi fa. No, perché hanno sbagliato strada. Ah, ecco. Hanno dovuto fare in versione a U2. No, non è vero. A volte le canzoni nascono per caso. Sai? Per esempio Elvis Presley, non tutti sanno che un giorno mentre sciacquava la frutta gli è venuto fuori l'uva. Poi verso il suo cugino fa io le lavo e tu le frulli. Non credo che... Per esempio Michael Jackson scriveva canzoni bevendo Coca-Cola. Lui scriveva canzoni, beveva Coca-Cola e scriveva... Ed è tutto chiaro nei suoi testi, guarda. Grazie! Grazie! Allora, no, l'unica cosa che... Perché sei andato via dalla Sicilia? Perché sono andato via dalla Sicilia? Non mi dire che per il lavoro. No. Sono andato via dalla Sicilia perché... Non sai che non lo so adesso. Allora, qualora fosse stato per il lavoro, sappi che noi in Sicilia adesso abbiamo risolto questo problema. Sì. Il lavoro è arrivato. Il reddito di cittadinanza. Allora io distingo tutto, me ne vengo da qua in Bravo, grazie! Giancarlo Barbara, grazie. Pubblicità, non andate via perché ci sono i grandi saluti. Va bene. È arrivato il momento dei saluti di un'edizione lunghissima. Stiamo squagliando dal caldo. Diciamo che questo lavoro veramente ce lo siamo sudati. Dobbiamo salutare tutti i comici di Sicilia Cabaret che hanno sperimentato sul palco, tutti i talenti musicali, tutti i ragazzi che abbiamo ospitato su questo palco, i coach Lello Analfino,
Bassili, Daria Biancardi, E poi Minutella, Marco Pirrotta, insomma tutti coloro Vincenzo Lamantia, Valentina Strasi. Valentina Esatto, Strasi non esiste. E poi dobbiamo salutare lo staff fatto dai tecnici Camillo, Leo e Danilo. Emanuele Piombo, dov'è Emanuele? dietro le quinte, Emanuele, dietro le quinte. Walter il padre che ha raccomandato il figlio. Emanuele Piombo, vabbè. Dobbiamo salutare il make-up, Alessia Gritto, Simona Mormino, poi abbiamo Alessandra Barcellona e Rosalba Barcellona. Dobbiamo salutare Marco Pirrotta, che è un artista a 360 gradi, dalla musica ai capelli, a tutte cose. L'ufficio, il nostro ufficio. Chiara, Antonio, Rossella. E poi chi dobbiamo Stefania, insomma, quelli che ci penso che non ci siamo dimenticati. No, i musicisti, il maestro Biondo. No, io lo voglio sul palco. Cataldo. Voglio sul palco colui che quest'anno si è occupato sia dei laboratori che della scrittura, insomma veramente il capo autore di tutto, Daniele Vespertino, che conoscete anche. E poi il signor Sicilia Cabaret. Dov'è? Eccolo qua! Bravo Daniele, bravo Daniele. Senza di lui siamo persi. Bravo Daniele. E poi dobbiamo salutare tutto lo staff tecnico che sta dietro le telecamere, capitanato da Federico del Popolo. Dei Federico del Popolo. Salutiamo il nostro spacciatore qui sotto. Eccolo qua. Poi salutiamo. E chi salutiamo? Ultima ma non per importanza, ci ha accompagnato per circa 7 puntate la nostra co-conduttrice Cristi Peruso. Ciao Cristi. E chiudiamo con un altro pezzo musicale. Questo pezzo musicale che sta già spopolando nelle migliori. Ragazzi, si può accendere questo? Signore e signori, hanno portato a casa un'ennesima edizione di Sicilia Cabaret Off, loro ideatori di questa banda di matti che è cambiata nel tempo, ma lo spirito è rimasto immutato grazie a loro, i capitani Emanuele Mirafò e Tony Matranga. Ciao a tutti ragazzi. Vai, musica, si chiude ballando, e basta. Potete anche alzarvi a ballare. E finalmente, cugino, ci assembliamo. Adesso ci abbracciamo, le distanze le azzeriamo. Lo sai cosa facciamo? Balliamo, cantiamo, saltiamo. Amori che ci assembliamo. Fuori controllo pazzo totale. Ora che tutto è diverso senti scoppia una bolla sociale. La libertà è dove noi la vogliamo e adesso è l'ora di fare il delirio. Adesso è l'ora di fare il delirio. E che facciamo? Ci assembriamo. Alza il volume che ti scassa la testa. Pompa il basso che devasta la festa. Senti il suono come esplode. Il tempo si muove.